Consigliere Paolo Lai. Grazie Presidente, signor Sindaco, signori e signore della Giunta, colleghi, colleghe del Consiglio Comunale. Anch'io ho scritto qualche parola perché comunque sapevo già che andare a braccio oggi sarebbe stato abbastanza complicato, quindi ho ritenuto necessario scrivere qualcosa. Rileggendolo ora ho trovato qualche piccolo errore di battitura, gradirei che venisse messo a verbale, però non so se magari sarebbe opportuno che prima facessi queste correzioni e dopodiché consegnarlo al Presidente e di riflesso alla dottoressa Pischedda. Procedo con la lettura del mio piccolo documento, grazie. A distanza di un mese dalla comparsa delle minacce di morte sui muri e degli striscioni presso la recinzione di un edificio di proprietà comunale, credo di poter affrontare questa vicenda in maniera un pochino più serena. Mi sembra doveroso ringraziare i colleghi della minoranza che hanno presentato e hanno fatto sì che a questo punto all'ordine del giorno venisse iscritto ai lavori del Consiglio e inoltre le centinaia di persone che attraverso un messaggio, una chiamata, un abbraccio mi hanno manifestato la loro vicinanza. Ringrazio le segreterie cittadine, provinciali e regionali che attraverso i loro comunicati di solidarietà mi hanno ancora una volta dato la conferma che davanti a questi gesti intimidatori non esistono colori politici. Mi rifaccio ad un piccolo pensiero che ho avuto modo di esternare sul mio profilo Facebook, che recitava così: se pensavate di intimorire me o la mia famiglia o di farmi arretrare di mezzo centimetro facendo quel vile e spregevole gesto compiuto da qualche vigliacco, sappiate che non avete capito un bel niente della mia persona. Le grandi idee spesso ricevono violenta opposizione da menti mediocri, quale io le ritengo. Per maggiore chiarezza espositiva, credo sia doveroso anche nei confronti di chi ci ascolta, perché in questo periodo, secondo me, qualcosa è stata un pochino, come posso dire, non è stata proprio detta, o magari la cronistoria un pochino si è accavallata. Per questo motivo credo che sia doveroso farla. In data 31 marzo, il sindaco Tommaso Allocci dalle dimissioni. In data 1 aprile, venga a sapere delle dimissioni del sindaco alle ore 14, quindi durante il pranzo del giorno di Pasqua, attraverso una telefonata del mio collega Filippo Marras. In data 4 aprile, quindi 4 giorni dopo le dimissioni del sindaco, io e il collega Marras presentiamo all'attenzione del sindaco e dei colleghi del Consiglio Comunale una lettera aperta, ovviamente protocollata, protocollo numero 10.640 del 4 aprile appunto, in cui esterniamo la nostra forte preoccupazione in seguito alle vicende dei giorni precedenti e ad all'acuirsi della crisi politica in seno alla maggioranza. Ovviamente mi faccio carico in prima persona di tutto ciò che sto dichiarando. Tale crisi ha come genesi il febbraio 2017, data in cui si verificarono i famosi dissidi di carattere non prettamente politico tra il sindaco e l'allora vice sindaca. L'escalation culminò con le dimissioni dell'allora assessora Cicotto e il passaggio dei 2 consiglieri socialisti all'opposizione, riducendo i numeri della maggioranza da 12 a 10 consiglieri assegnati. L'ulteriore casus belli si è verificato in occasione della sostituzione del capogruppo dei riformatori, dinamica interna ad un gruppo consigliare in cui il sindaco ha voluto dire la sua tramite social network. Era necessario? Continuo a pensare che la sede preposta per fare politica sia il Consiglio Comunale e non i social network, anche perché le elezioni, e ne ho avuto in prima persona un esempio, non si vincono né con i like e tantomeno con le visualizzazioni. Essere famosi su Facebook ho sempre ritenuto che fosse un po' come essere ricchi a Monopoli. La vita reale è ben altra cosa. In data 4 aprile io e il collega, ovviamente in questo caso essendo un documento condiviso col mio collega di partito, ritengo che sia doveroso parlare al plurale, abbiamo evidenziato esclusivamente le problematiche emerse nell'ultimo periodo, senza richiesta alcuna di poltrone e o cariche,
così come si evince dal nostro documento. La coerenza e la dignità, signori, sono molto più importanti delle poltrone. Nella lettera aperta abbiamo inoltre esternato i nostri dubbi riguardo il reperimento del voto mancante, fermo restanti 10 voti favorevoli dei consiglieri assegnati di maggioranza per l'approvazione del bilancio di previsione 2018. E infatti eravamo d'accordo col sindaco e siamo ancora d'accordo quando si professò la famosa frase niente inciuci. Occorre rimarcare che già in occasione del bilancio 17 però questi apporti esterni sono già stati ricevuti da parte di questa maggioranza proprio da una parte di coloro che il signor sindaco ha sostenuto essere stati dagli elettori sonoramente bocciati. In data 7 aprile sarà un giorno che mai dimenticherò nella mia vita. Verso le 8:30 del mattino ricevetti varie telefonate e messaggi in cui mi avvisarono della presenza di una scritta su un muro della centralissima Via del Redentore. Oltre a questo, ancora in dormiveglia perché il sottoscritto, oltre alla sua professione, lavora all'interno o svolge le pubbliche relazioni di un locale notturno e quindi quando le altre persone normali si stanno alzando io vado a letto. Ricevetti anche la visita del consigliere Filippo Marras, in cui vi lascio immaginare lo sguardo del mio collega com'era, immaginate il mio come poteva essere. Sembrava fosse un brutto sogno, ma purtroppo non era così. Poco più tardi, presso l'asilo di via Capodorso, si svolgeva l'inaugurazione dello stesso asilo la quale apertura, e questo mi preme rimarcarlo, fu da me fortemente voluta, in maniera forte e determinata, così come si può evincere dai verbali delle varie commissioni che facemmo, sia in forma singola, sia in forma congiunta assieme alla Commissione Lavori Pubblici. Come se non bastassero le minacce di morte sul muro, sulla recinzione dell'asilo nido fu esposto in bella vista, per tutte le persone che si apprestavano a partecipare all'inaugurazione dello stesso, uno striscione con scritto fiducia al sindaco Lucci, a casa alle mele marce, dimettetevi. Ciliegina sulla torta, durante l'intervento del sindaco, durante l'inaugurazione dell'asilo e durante la successiva conferenza stampa, anziché prendere posizione contro le scritte sul muro e lo striscione e condannare fermamente le stesse, sono stato poco opportunamente dipinto dallo stesso primo cittadino come dissidente. Io mi sono sempre chiesto questo: dissidente da chi o da che cosa? Dissidente da un pensiero unico che forse si voleva imporre agli altri? Nel 2016 ho deciso e mi sono sentito onorato di candidarmi in una lista civica denominata Monserrato Libera. Oggi mi chiedo, ma libera da che cosa? Libera di esprimere o di pensarla solo ed esclusivamente allo stesso modo? La diversità di opinione, signori, è il sale della politica e questa non può e non deve ridursi a un dualismo o così o niente, bianco o nero, dentro o fuori, o con me o contro di me. Perché sono stato additato come dissidente se quando io e il collega Marras abbiamo protocollato il nostro primo documento, lei, signor sindaco, si era già dimesso da ben 4 giorni? La suddetta lettera, e questo mi amareggia davvero, è stata sin da subito rigettata in toto, nella forma e nel contenuto, senza alcuna argomentazione in merito. Avrei gradito una risposta dal sindaco circa la nostra fuoriuscita dalla maggioranza, la nostra richiesta di poltrone, così come da lei dichiarato più volte, e capire in quale parte della nostra lettera avesse dedotto ciò. Io mi assumo e mi sono sempre assunto e sempre mi assumerò le responsabilità di ciò che dico e di ciò che scrivo, non di ciò che vogliono capire gli altri. Lo strumentalizzare il nostro documento, peraltro protocollato, e di fare tutto un'erba un fascio è stato abbastanza ingeneroso e poco corretto nei miei confronti. Intanto i giorni per ritirare le dimissioni o confermarle passavano, senza ricevere alcuna telefonata da parte di chi avrebbe dovuto essere il primo a condannare fermamente quelle minacce di morte. Nessun collega di maggioranza e nessun membro dell'esecutivo, ad eccezione della vice sindaca Lecca, dell'assessore Ghiani e del dottor Bruera, si sono degnati di inviarmi un messaggio, una chiamata per farmi sentire la loro vicinanza in un momento così delicato. Mi hanno lasciato solo. Fino a quando poi si è arrivato all'ormai famoso protocollo d'intesa, ricevuto via mail in data 16 aprile 2018, documento che avrebbe dovuto sancire la fumata bianca e la riconciliazione all'interno della maggioranza. Ai 14 punti mancava solo il dover alzare la mano e chiedere il permesso per poter andare in bagno.
Tale documento era ben lontano dall'essere un'apertura al dialogo, ma sapeva tanto di un'imposizione, l'ennesima, nei confronti dei consiglieri comunali, un inaccettabile bavaglio, l'ho messo tra virgolette ovviamente, al nostro ruolo e alle nostre funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, per le quali siamo stati eletti. Addirittura qualche sedicente esperto di matematica e di politica si è permesso di affermare che il sottoscritto sia salito sul carro dei vincitori durante la fase della preparazione delle liste elettorali 2016. Vorrei ricordare a questi sedicenti esperti che Paolo Lai entra sempre dalla porta principale, sempre. Mentre il carro è stato preso d'assalto da persone e da gruppi politici che nulla avevano a che fare con la coalizione con la quale vincemmo le elezioni comunali. Col senno di poi, avessi saputo che ad aprile e maggio 2016 c'era già qualcuno di vincere le elezioni, avrei risparmiato sicuramente tutta quella fatica per cercarmi voti. E avrei risparmiato anche che mio padre consumasse tre paia di scarpe in un mese e mezzo, tra il primo turno e il ballottaggio. Sì, perché se le elezioni fossero andate diversamente, quindi se la nostra coalizione non le avesse vinte, io sarei stato comunque l'unico consigliere comunale eletto nella lista Monserrato Libera. Come disse il buon Paolo Borsellino, che abbiamo l'onore di avere affisso nelle nostre sedi pubbliche, il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. Quella matita più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello. Ed era in cambiamento che in molti hanno creduto, forse invano. 19 aprile. Io e il collega Marras protocolliamo una lettera indirizzata al sindaco, protocollo 12.272 del 19-4, in cui ribadiamo la nostra posizione in merito ai punti toccati nella lettera del 4, alla quale non abbiamo mai ricevuto risposta, e il nostro dispiacere, anche da un punto di vista personale, circa le minacce di morte e lo striscione presente all'asilo. Il nostro unico tarlo è stato quello di esprimere le nostre idee e le nostre opinioni. Chi minaccia da lontano tace poi quando è vicino. Quel protocollo d'intesa, inoltre, era la negazione della politica e del diavolo e sarei fortemente disgustato se qualcuno dei miei colleghi di maggioranza lo avesse firmato. In data 20 aprile, durante un comizio pubblico, il sindaco annuncia di ritirare le dimissioni per il bene della comunità monserratina e per allontanare lo spauracchio del commissario nominato dalla regione. Dichiara che si è sbagliato in sé e che parlerà con i suoi ragazzi per trovare un punto d'incontro. Partendo dal presupposto che non ho mai capito chi fossero i 5 che hanno sbagliato e soprattutto cosa hanno sbagliato. Vi chiedo un secondo, ho bisogno di bere un goccio d'acqua. Vi chiedo scusa, Presidente. Grazie, Presidente. Ritengo di non aver mai sbagliato nulla. Qui si parla troppo spesso del bene per i cittadini. Sfido chiunque in quest'Aula a non volere il bene della popolazione, a prescindere da quale bancata occupiamo in quest'Aula. Ma esprimere le proprie idee o il voler maggiore collegialità non credo sia volere il male dei miei concittadini. Anzi, la cosa che più mi addolora di tutta questa vicenda è l'essere stato lasciato solo. Ma da quel 7 aprile, col passare dei giorni, sono riuscito a vedere la questione da un altro punto di vista, trarre il lato positivo anche dalle esperienze negative. E sono giunto ad una conclusione, signori. Da alcune persone imparerai tanto, da altre invece imparerai a non essere mai come loro. Detto ciò, con molto dispiacere, preannuncio la mia fuoriuscita dal gruppo consigliare di Monserrato Libera e ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dello Statuto Comunale, il quale recita: i consiglieri in qualunque momento lo richiedano si riuniscono in gruppi politici formati da almeno 2 componenti. I sottoscritti, i consiglieri Paolo Lai e Filippo Marras, dalla data odierna costituiscono il nuovo gruppo consigliare denominato Civici per Monserrato, designando come capogruppo il consigliere Paolo Lai. Si precisa che il nuovo gruppo consigliare, per rispetto nei confronti degli elettori e del programma da noi sottoscritto, intende continuare a dare il pieno appoggio al sindaco e alla maggioranza, decretata dall'esito elettorale del giugno 2016, nella misura in cui i facenti parte del nuovo gruppo saranno coinvolti nelle scelte. Con questo ci faremo affermare con schiettezza affinché nessuno possa azzardare... Ho finito, signor Presidente. Non c'è limite. Con questo ci premo affermare con schiettezza affinché nessuno possa azzardare dubbi di sorta o lanciare accuse gratuite contro questa nostra scelta, che è nostra viva convinzione proseguire e confermare il sostegno all'attuale giunta comunale e al suo sindaco. Da parte nostra non ci saranno richieste di incarichi, di assessori di riferimento, di qualunque prebenda che potrebbe essere disponibile fra i consiglieri. Il nostro sarà in maggioranza, quindi sarà gratis per il sindaco e sarà, come lo è stato in questi 2 anni, libero, critico, propositivo.
Come abbiamo sempre fatto, studieremo, esamineremo e proporremo emendamenti migliorativi su ogni documento e o proposta che dovesse passare in commissione o in aula. Colgo l'occasione per comunicare che dalla data odierna il consigliere Pololla intende altresì dimettersi dalla carica di presidente della terza commissione consigliare permanente. Ciò ad ulteriore conferma e dimostrazione del fatto che non siamo affamati di potere e di poltrone, ma per noi, come recita sempre il mio slogan, fare politica non è un mestiere ma un servizio, ma nel senso di servire i nostri cittadini e non servirsi di essi. Grazie. Vorrei, se è possibile, signor Presidente, dare agli atti, per quanto siano state già protocollate in data 4 e 19 aprile, le lettere che inviamo all'attenzione del Sindaco e dei colleghi consiglieri. Per quanto concerne questo documento, signor Presidente, mi dica lei se mi dà il tempo materiale di correggere gli errori ortografici o lo posso dare in un altro momento o non lo so, mi dica lei.